nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Miei fratelli e sorelle, iniziamo con la Chiesa oggi, la settimana santa, la più grande settimana dell'anno liturgico, la più sacra, quella che ci ricorda gli ultimi avvenimenti della vita di Gesù. Una settimana che si concluderà con la solennità pasquale. Guardiamo verso questo mistero con fede e chiediamo al Padre di capirci qualche cosa di più di quello che capiamo normalmente. È un mistero immenso, mistero dell'amore di Dio per l'uomo. Per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Padre che ci soccorra come sempre con la sua benevolenza e con il suo perdono. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Cristo eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unigenito Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stocchino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Signore è la mia luce e mia salvezza. Mia salvezza. Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il
Signore, mia luce, mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Signore, mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Onore a te, Signore Gesù. Salve nostro Re, tu solo hai compassione di noi peccatori. Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di nardo puro, assai prezioso, e cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro. Siccome teneva la cassa del gruppo, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciatela fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avrete me. Intanto una folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a casa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, abbiamo iniziato con la Chiesa la settimana santa. È un tempo straordinario, il più grande, il più sacro della Chiesa, del cammino spirituale della Chiesa. Al culmine di questa settimana c'è la Pasqua di Gesù, la sua azione e il suo ritorno alla gloria del Padre. Il brano di Giovanni che abbiamo letto ci mostra Gesù che cerca riposo in casa di amici a Betania di Gerusalemme, in compagnia di Lazzaro e le sorelle Marta e Maria. Questo stato di amici
per Gesù motivo di conforto nel bel mezzo di tanta persecuzione, di tanta avversità, di tanta contraddizione da parte delle autorità pubbliche e religiose di Israele, che non volevano accogliere Gesù, non volevano riconoscere la sua attività messianica. Mancano 6 giorni, dice Giovanni, a Pasqua, e Gesù condivide una cena fatta per lui. È il giorno dell'ultimo saluto. Gesù conosceva bene quella famiglia, era il luogo dove amava fermarsi quando si recava a Gerusalemme. Mentre stanno cenando, Maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo, profumo preziosissimo, ne cosparge i piedi di Gesù, li asciuga con i suoi capelli. Tutta la casa si riempie della fragranza di quel profumo. Questo gesto davvero singolarissimo con Gesù, l'amico di famiglia, fu criticato da Giuda Iscariota, il quale disse che il valore di quel profumo lo si poteva riservare per i poveri. Giovanni aggiunge: attenzione, quello che Giuda dice lo dobbiamo capire bene. Lui non aveva alcun interesse per i poveri, era un ladro, era lui il responsabile della borsa, del gruppo e dei soldi, faceva quello che voleva. Gesù prende le difese di Maria e dice: lasciatela fare, perché ella lo conservi quel profumo per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avrete sempre con voi, ma non avrete me sempre con voi. Gesù indicò il gesto di Maria come un annuncio della sua morte e della sua sepoltura ormai prossime. Profumo che riempie la casa anticipa, possiamo interpretare un pochino con un po' di fantasia, anticipa con la sua fragranza la gloria della risurrezione. Fino a questo punto i tentativi delle autorità pubbliche e religiose per prendere Gesù e per condannarlo non erano mai andati a buon fine. Perché era Gesù il padrone della sua ora. La mia ora non era ancora venuta, ma ora quell'ora è finita. A partire da questo momento i progetti dei grandi di Israele e di Gesù decidono. Gesù di sua iniziativa si mette nelle mani dei suoi nemici, che lo condanneranno e sappiamo, lo uccideranno su una croce. Gesù accoglie questa morte terribile, ignominiosa, la morte in croce riservata agli schiavi. Questo è mistero che dobbiamo cercare di capire. Gesù ha detto chiaramente: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. E allora la nostra
di accompagnare il Signore in questa settimana santa. Cerchiamo di capire qualche cosa di questo amore, che cosa Dio ci domanda, per poter così arrivare a Pasqua con la serenità in cuore di chi ha fatto il possibile per avvicinarsi al mistero di Gesù morto per noi e per la nostra salvezza, e poter così meritare quanto Lui ha ottenuto con il suo sacrificio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi con bontà il tuo sguardo, Signore, tra i santi misteri che celebriamo, sacrificio che nella tua misericordia hai disposto per annullare la nostra condanna, produca per noi frutti di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua, di morte e risurrezione, dai quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli e dei santi proclamano la tua gloria. A loro uniamo la nostra voce. Santo, santo, santo il Signore. Cieli e terra. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi
doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione in corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa dalla terra. Rendila questa tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione, della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ricordandoci l'insegnamento di Gesù nei confronti del Padre, preghiamolo con fiducia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Dacci il nostro pane, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
dell'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
benedica, Signore, il tuo popolo, consacrato da questi santi misteri, proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che dalla tua misericordia. La tua protezione, Signore, soccorra gli umili e sostenga sempre coloro che confidano nella tua misericordia, perché si preparino alla celebrazione delle feste pasquali, non solo con la mortificazione del corpo, ma ancor più con la purezza dello spirito, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace e per tutti l'augurio di buona settimana santa.